e questo è un bel discorso. Allora, eccoci qua, eccoci rientrati in studio. Allora, prima parte della trasmissione è dedicata alle schede ospedaliere e alla sanità veneta. Ermanno, sì, siamo nella fase della riforma ospedaliera, perché chiaramente tecnologie cambiano le metodiche, cambiano un sacco di cose, cambiano le scuole di medicina. E quindi bisogna cercare di ridurre le cose a una realtà un po' più dinamica, un po' più... La medicina non ha più bisogno di quelle tecniche che duravano tempo, eccetera, ma soprattutto è possibile oggi curare anche il malato a casa e forse l'ambiente familiare agevola la salute del malato se è seguito bene, naturalmente, e quindi questa è l'armonia che si dovrebbe creare. E da questo naturalmente il cambiamento crea vantaggi e svantaggi, e di questo ne parliamo adesso. Parliamo questa sera, sicuramente. Allora, innanzitutto inizierei proprio dal Presidente della Commissione Sanità in Consiglio regionale, Boron, per spiegare un attimo ai telespettatori. Noi parliamo di schede ospedaliere, brevemente possiamo spiegare di che cosa stiamo parlando? Le schede ospedaliere sono, in maniera molto semplice per chi ci ascolta, una bella pagina, più pagine, con un formato quasi Excel, dove si va a definire all'interno di ogni struttura ospedaliera, pubblica o privata accreditata, quali sono i reparti che si aprono, che ci sono, che si mantengono, quali sono le apicalità, ovvero i primariati che ci sono, e quanti sono i posti letto che vengono riconosciuti e assegnati a quella struttura per ovviamente i ricoveri e quant'altro. Quindi si dà il contenuto, in maniera pratica, si dà il contenuto alla struttura ospedaliera, all'ospedale, che se no sarebbe una scatola vuota. Certo, ecco, la sanità veneta ha un'eccellenza da tanti anni, Senigallia, ma anche un qualche cosa di prezioso che deve essere mantenuto. Allora, queste schede ospedaliere hanno sollevato moltissime critiche, dopo sentiremo. Si sta smantellando tutto? No, non si sta smantellando tutto, penso che il Veneto abbia una sanità di riferimento per il livello nazionale e non solo. Certo, bisogna attualizzare le risposte in base ai bisogni della popolazione e in base ai progressi e alle rivoluzioni dal punto di vista sanitario. Per esempio, una volta si stava molto di più in ospedale per qualsiasi intervento chirurgico, adesso anche un intervento chirurgico molto invasivo, però dopo 3 giorni praticamente viene dimesso. E allora noi vediamo per esempio che le chirurgie, anche nelle schede c'è scritto sì la chirurgia generale, ma poi c'è anche scritto l'attivazione dei posti letto di week surgery, quindi si fa l'intervento programmato e tutto si completa nell'arco di 4-5 giorni, quindi da lunedì a venerdì, oppure dai surgery, fai in giornata. E questo dai surgery sta diventando sempre più importante all'interno dell'ospedale. Dai surgery ormai siamo al 60% degli interventi che si fanno appunto in una giornata, quindi anche la logica dei posti letto fra 10 anni verrà completamente, non dico superata, ma insomma ridimensionata, perché è chiaro che hai sempre bisogno del letto per essere ricoverato, però ecco, gli interventi saranno portati avanti con metodologie diverse. Allora la preoccupazione adesso è quella di dare determinate risposte che anche in questo caso siano fonte di sicurezza per tutte le patologie, ma soprattutto ad iniziare dall'emergenza-urgenza. Hai fatto un incidente stradale, hai fatto un infarto, hai fatto un ictus, allora in qualsiasi zona della regione Veneto deve esserci la possibilità di arrivare il più presto possibile in un pronto soccorso, in un ospedale che ti garantisce che il tuo caso viene preso in carico, cioè che è possibile fare l'intervento. E chiaramente questo
è più difficile farlo, quindi stiamo anche ragionando come migliorare questi interventi nelle zone geograficamente più difficili da affrontare, per esempio nel Dolomiti, nell'area di montagna, lì bisogna attivare l'elisoccorso. Allora ecco che a Pieve di Cadore nascerà l'elisoccorso, che è attivabile 24 ore su 24, perché? Perché c'è quello che proviene da Santo Stefano di Cadore e trova prima l'ospedale di Pieve e poi l'ospedale di Belluno, ma ora che arriva all'ospedale di Belluno, se hai un infarto, un ictus, un aneurisma, eccetera, come fai insomma, ad essere stabilizzato il più presto possibile? Allora, questi sono i temi, e alcune risposte appunto sono sorti comitati, sono sorte proteste anche ai conferenze dei sindaci, perché in questo caso viene reputata la risposta che in questo momento la Regione sta attivando insufficiente rispetto a queste gravità della situazione. Poi ci sono tutta una serie di altre preoccupazioni, per esempio sono state trasformate le lungodegenze in poli riabilitative, e qui sapete, lungodegenze, insomma, dopo che hai fatto l'intervento, oppure i posti letto di psichiatria, oppure la trasformazione di un ospedale che prima era SPOC, perché la classificazione degli ospedali era HUB SPOC, in un ospedale di base, e quindi viene visto come meno importante, con attività meno, meno diffuse all'interno dell'ospedale. Non è sempre così, però ecco, la definizione di ospedale di base non più SPOC viene visto come una diminuzione. E poi ci sono i casi eclatanti, il Sant'Antonio, oppure l'ospedale di Castrofranco, IOV, l'ospedale generale. Adesso parleremo anche di quelli, ma io volevo introdurre anche, proprio oggi il Presidente della Regione Zaia era a Campo San Piero, proprio per anche lì l'ospedale protesta, diciamo tra virgolette, per dei cambiamenti. Allora sentiamo che cosa ha detto oggi al nostro collega Emiliano Schincaglia. Ma guardi, io capisco le preoccupazioni, anche perché è un momento di cambiamento. Le schede sanitarie sono fatte con l'ottica di dare servizi ottimi e di qualità a tutti i cittadini. Poi si può discutere di tutto, se ci sono osservazioni utili si accolgono, però dare uno spaccato di una sanità distrutta direi che vuol dire anche essere incoerenti, ma lo dico in generale, non dico per il campo sampierese, lo dico in generale perché in ogni ospedale, ne abbiamo 68 in Veneto, eroghiamo 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno, in ogni ospedale c'è qualcuno che fa passare l'idea che si smantella tutto. Allora, se questo fosse vero vuol dire che fra qualche giorno non ci sarà più un ospedale aperto in giro per il Veneto. Campo San Piero, dico solo uno degli aspetti che secondo me sono iperqualificanti, abbiamo dato il CTO a Campo San Piero, che vuol dire che il centro di riferimento, qualcuno dice regionale, direi tra i più grandi a livello nazionale, ad esempio per quanto riguarda i grandi traumi e quindi l'ortopedia. In generale, insomma, si danno risposte ai territori. Ricordiamoci che è una sanità che sta cambiando pelle, è una sanità delle grandi tecnologie, dei grandi professionisti e dell'iperspecializzazione. Questo è quello che dobbiamo sapere. Non a caso la sanità del Veneto viene ogni anno premiata appunto per delle scelte che si fanno e sono sotto gli occhi di tutti. Ecco Abruzzo, allora questa iperspecializzazione e anche questa, tra virgolette, trasformazione, chiamiamola così, dell'ospedale di Campo San Piero in centro traumatologico ortopedico. Io, se mi permettete, faccio una breve digressione sul tema. È un tema che io che vivo all'interno di un ospedale cosiddetto hub, dove vengono accolte le patologie più gravi, più complicate. Io mi rendo conto di una cosa, che è importantissimo disegnare l'organizzazione ospedaliera territoriale, perché insomma, senza questo progetto insomma, poco si può fare. Me lo ricordo proprio da Campo San Piero, è successo non tanto tempo fa, si sono licenziati 6 pediatri, compreso il direttore. Ci sarà stato un motivo. Ci sarà un motivo perché c'è una demotivazione talmente grande fra chi lavora negli ospedali, quindi non parlo solo di Padova, parlo degli ospedalieri, vogliono andarsene in pensione. Non solo, ma non si trovano neanche più specialisti giovani da assumere. Ci sarà un motivo. Qualcuno dice, ma è perché
non ci sono tante borse, perché bisogna allargare per i medici medicinali, per le scuole di medicina oppure gli specialisti. Io dico che non è vero, oppure non è tutta la verità. La verità vera è che nonostante tutti gli investimenti che ci sono stati negli anni sul territorio, perché l'ospedale doveva diventare il centro dell'assistenza per acuti, invece è ancora il centro dell'assistenza. I nostri pronti soccorso sono strapieni di gente che non dovrebbe stare a pronto soccorso. Vuol dire che la gente vede ancora l'ospedale come il centro di riferimento. Però se io vado a vedere come viene trattato e come viene valorizzato il medico ospedaliero, io mi riferisco soprattutto alle chirurgie, perché tu quando sei in sala operatoria tu rischi la vita del paziente, ma anche la tua di vita personale e quella dei tuoi familiari. Ebbene, la valorizzazione di un medico ospedaliero è molto meno di un collega che magari non fa le guardie, sta nel territorio dal lunedì al venerdì, sabato e domenica sta a casa, mentre per un ospedaliero non esiste Pasqua, non esiste Epifania, non esiste Natale, non esiste nulla. Poi si esce sul giornale perché abbiamo fatto il 100° trapianto di fegato a Natale, però il 99°, il 98°, il 101° non esce sui giornali. Allora, da chi possiamo essere curati? L'organizzazione è fondamentale, ma se non si fa una politica di valorizzazione sul personale non avremo specialisti in gamba e bravi e capaci da curare, ma anzi avremo specialisti italiani che andranno a lavorare, che sono già a lavorare in Inghilterra, in America, in Germania, dove cureremo. Sarà come adesso succede che dalla Calabria alla Sicilia, abbiamo visto anche servizi televisivi, vengono in Lombardia, vengono in Veneto, ma domani non vorrei che i veneti andassero fuori regione a farsi curare. Perché? Perché bisogna valorizzarle le persone. Uno specializzando di medicina interna, di chirurgia, viene valorizzato meno di una babysitter. Questo è il dato. Allora, capisco che non è una questione della regione Veneto, ma è una questione a livello nazionale. Noi stiamo uccidendo, se non l'abbiamo già fatto, il nostro futuro, perché nel momento in cui c'è una legge regionale che dice chiamiamo i pensionati perché non ci sono giovani, e a livello nazionale facciamo una legge per mandare in pensione a 62 anni più 38 di contributi, però non devi accumulare reddito, allora bisogna mettersi d'accordo. Perché se non posso accumulare reddito per lasciare posto ai giovani, devo avere i giovani. Ma se non li ho, perché chiami i pensionati? Allora c'è un'idiosia e c'è qualche incoerenza su questo. Quindi al di là se il Sant'Antonio deve essere governato dal dottor Scibetta o dal dottor Flor, se la composizione dell'ospedale deve avere questo o quell'altro, a me interessa e al cittadino credo che interessino i percorsi diagnostici. Se uno ha un infarto a Padova, dove lo porto? Se uno deve essere operato d'anca, dove lo porto? Questo interessa, ma ancora di più interessa che ci siano medici preparati che possano esserci. A 60 anni io non posso fare ancora le guardie come un ragazzino di 30 e non posso poi dopo avere un carico e un alto rischio clinico sulla base, insomma, perché è così, in ospedale è così. Allora o si valorizzano le professionalità, è un po' come la squadra di calcio. Se tu vuoi vincere lo scudetto, vuoi vincere la Coppa dei Campioni, non è detto che la vinci, devi chiamare Ronaldo, ma in Ronaldo io non posso farli andare fuori, perché conviene molto di più, per esempio per un anestesista oggi, invece di essere assunto in ospedale, andare nelle case di cura accreditate, dove vieni valorizzato molto meglio che stare in ospedale. Sì, però scusate, il problema, questa, come tutte le trasmissioni, si denunciano sempre le cose che non funzionano. Io invece vorrei che ci diceste come fare. Qualche soluzione. Ma l'ho detto, bisogna valorizzare chi fa valorizzare è una parola come la fede, non si capisce dove comincia e dove finisce. Andiamo sul concreto. Come tratto io lo specializzando? Lo tengo lì a far melina oppure lo incarico, lo responsabilizzo e lo faccio crescere? Perché
medicina 6 anni, più la specializzazione, più un'altra specializzazione, questo che comincia a guadagnare a 40 anni, quando è che si sposa? Mai. E quando finalmente riesce a lavorare, non una giorno, non una notte, non una Pasqua, non a Natale, giustamente come diceva lei, allora bisogna cambiare il sistema, perché le strutture sono belle, perché se ci sono le persone dentro, se no facciamo un'altra arca di Noè. No, e allora come riusciamo a calarlo sul concreto? Prego. Beh, tanto ricordiamo a tutti che la Regione Veneto aveva denunciato che saremmo arrivati a questo punto dia la soluzione nel perché 2014. Nel 2014. Le cosiddette, sì. Ho detto, la Regione Veneto aveva denunciato che saremmo arrivati a questo imbuto nel 2014, quindi non è una cosa che dice oggi. Sì, non è nata ieri. Ecco. E poi, dico giustamente per precisare, la delibera fatta dalla Giunta sul recupero dei medici in pensione e acquiescenza è una delibera d'urgenza, cioè non è che adesso tutti i medici che sono andati in pensione ritornano in reparto, è una delibera dove nel momento in cui in un reparto ho una situazione tale di difficoltà per cui non riesco ad avere un medico, non riesco ad avere un professionista, non riesco ad assumere dei medici, come è avvenuto ultimamente, che vanno con corsi deserti, io non posso permettermi di chiudere il reparto, a quel punto intervengo in emergenza e chiedo al medico che è andato in pensione. È il vecchio detto, no, piuttosto che niente, anche il piuttosto va questo bene. Ma mi dica domani mattina cosa facciamo e cosa fa l'università, perché il percorso di un medico deve essere di decine di anni, e invece in altri paesi che hanno comunque una discreta eccellenza o sono eccellenti, il percorso è molto più rapido, perché ci sono dei chirurghi che vanno in America e fanno esperienze in America, vengono in Italia e sono bravissimi e sono giovani, che se facevano il percorso in Italia, che non è un percorso peggiore, cioè nel senso che abbiamo eccellenze qui, non sono andati a imparare una cosa diversa, qui magari abbiamo eccellenze maggiori, ma se io non riesco a tenere in mano il bisturi, perché mai me l'hanno insegnato, mai riuscirò a fare niente. Infatti, allora, qual è la soluzione? Perché i telespettatori, scusatemi, ne hanno le scatole piene della critica. Vogliamo dire, da domani mattina prendiamo il rettore dell'università, lo mettiamo e gli diciamo bisogna fare così, così, così. Poi per carità nel fare si sbaglia sempre, cioè, allora facendo si aggiusta anche la metodica. Allora, il percorso di studio in ambito sanitario, medico, è lungo in qualsiasi parte del mondo si vada, però a parte questo le soluzioni la Regione Veneto le ha poste, le ha messe nero su bianco già da un po' di tempo, si stanno discutendo oggi, una ad esempio che è già stata attuata è lo sblocco delle assunzioni del 2004, perché fino a poco tempo fa, anche se c'erano i medici, non potevi fare i concorsi perché non ti permettevano, quindi lo sblocco delle assunzioni dettato dalla legge del 2004 è stato fatto. Secondo, ovviamente bisogna aumentare il numero delle specializzazioni, le borse di studio di specializzazione, e quello è un accordo che si sta facendo, perché chi fa le quote non è il Ministero della Salute ma il MIUR, il Ministero dell'Università. Cosa più immediata, e sul quale la Regione sta trattando nel Patto della Salute a Roma, è il fatto che si mettano in corsia, ovvero si possono assumere i specializzandi negli ultimi 2 anni. Quindi portarli già all'interno dell'ospedale a dare prestazione negli ultimi 2 anni di specializzazione. Questo è un atto concreto che si sta facendo, cose che si dicono da tempo ma che adesso finalmente stanno vedendo la luce, insomma si stanno facendo sul Patto della Salute che a Roma si sta mettendo in atto e che prossimamente dovrà essere approvato. Immagino anche quello delle specializzazioni. Perché? E qua interviene sul fatto di emergenza e sul fatto della programmazione. Il blocco che c'è stato nel corso degli anni e la riduzione delle specializzazioni, delle borse di studio delle specializzazioni, non è una cosa che risolvi adesso subito, cioè oggi la devi mettere in atto, ma poi c'è un percorso di studi che ti porterà a trovare una soluzione fra 6, 7, 8, 9 anni. Quindi nell'immediato nell'immediato le 2 soluzioni tampone più veloci sono: uno, dare la possibilità di mettere in corsia gli specializzandi,
che è quello che si sta facendo, che fanno pratica, e quello che si sta facendo, e dall'altra parte ovviamente sono quelle della delibera d'urgenza in quel caso, ma dare la possibilità, io mi auguro, è un tema che è scritto negli accordi dell'autonomia, dare la possibilità anche della contrattazione locale, cioè della valorizzazione anche in quel senso dei medici, perché noi abbiamo 3 problemi. Uno, pochi che se ne specializzano perché le quote erano poche, il blocco delle assunzioni del Stato, e dall'altra parte l'attrazione del mondo privato e dell'estero che pagano di più, e in qualche modo poi, cioè, siccome poi tutti abbiamo, insomma, guardiamo anche quello che è il costo della vita, io lo capisco, uno che ha studiato tanti anni, che si trova a fare il medico, e dall'altra parte, non di là del mondo, ma magari in Francia, in Germania, in Inghilterra, trova il doppio della paga, il doppio, ma anche in Alto Adige, del suo stipendio, ecco, queste cose qui, purtroppo sappiamo, c'è una legislazione nazionale, c'è un contratto nazionale, è stato chiesto alla Regione Veneto, sui patti dell'autonomia, sugli accordi dell'autonomia e sul percorso dell'autonomia regionale, che ci sia la possibilità di intervenire anche in questo autonomamente, come fa il Trentino Alto Adige, e sulla contrattazione locale, affinché magari, visto che abbiamo anche delle difficoltà, ci tratteniamo qui quelli che abbiamo laureato e magari che sono anche bravi, dove lo Stato ci ha speso 500-600 mila euro di risorse pubbliche per portarli a laurea, per portarli a specializzazione. Certo, perché esportiamo gratuitamente delle eccellenze. C'è una serie di percorsi urgenti, immediati, che sono quelli che ho detto, cioè il fatto di mettere in corsieri specializzanti, e di programmazione, che sono quello della maggiore disponibilità di borse di studio sulla specializzazione, e di intervenire ovviamente sulla gratificazione economica anche. Faccio una provocazione allora, ed è un tema che risale all'epoca quando io ero giovane. Ma perché il liceo deve arrivare fino a 18 anni? A non imparare nulla? Sono 4 anni in America, la scuola superiore, anche sono in 4 Inghilterra, anni. no? Ecco, quindi accorciando non è che si butta via niente, ma soprattutto c'è un problema. Vogliamo cancellare questa riforma Gentile? Per carità, Gentile era gentile, però si riforma anche la Chiesa, si riforma anche l'ordine di studio, no? Cosa dice Sinigaglia? C'è stato un ministro che ha tentato di accorciare il corso della scuola superiore, però non è andata a finire bene, non so se vi ricordate. Vuol dire che gli spettatori come è andata? No, insomma non si è arrivati a nulla per paura dell'onda, per paura dell'anno che veniva appunto sottratto mentre tu sei in corsa, no? Quindi tutta una serie di riduzioni, anche riduzione di classi, anche riduzione di insegnanti, eccetera. Quindi non è stata una scelta che è stata condivisa e approvata, e quindi c'è stato un dietrofront sostanzialmente. Il ministro Berlinguer aveva tentato di fare questa riforma. Però ecco... E se non c'è riuscito Berlinguer? Non c'è riuscito Berlinguer. Comunque ecco... Era Giovanni. Ci sono ogni anno 10.000 laureati che escono, che però entrano nella specializzazione, sono circa 6.500, 6.700, questo dipende dalle borse di studio. È chiaro che per un anno hai una contrazione di 4.000, 3.500, ma se inizi a sommare 1, 2, 10 anni, alla fine hai una riduzione di tanti appunto specializzandi che invece in questo momento servirebbero. Qui è stata una programmazione che è venuta a mancare, perché il fabbisogno lo sappiamo da anni, e invece lentamente si è aumentato il numero delle borse di studio. Chiuso. Ma non è il problema del numero chiuso, il problema è dopo, perché quando tu sei laureato, se tutti i 10.000 laureati avessero avuto 10.000 borse di studio, non avremmo questa situazione. Quindi il numero chiuso determina l'ingresso, e quindi i laureati ci sono. Il problema è anche che questi 10.000 laureati, 3.500 dove sono andati a finire, che tipo di professione fanno, come la fanno, e quindi ecco quanti vanno all'estero, quanti devono trovare un sistema diverso di inserirsi all'interno della sanità. Sicuramente anche adesso il governo ha sbloccato l'ultimo anno, perché l'ultimo anno di specializzazione è possibile appunto
essere inseriti, o meglio attivi il bando e hai una specie di anticipazione, ecco, dell'inserimento. Però anche quello appunto di inserire gli specializzandi all'interno con un contratto a tempo determinato fino a che non sei specializzato, poi fai il bando. Una volta si faceva così, ecco, quindi c'era l'assistente del primario che entrava, erano specializzando, si faceva questo percorso. Io penso sia una soluzione che bisogna affinare. Però ecco, bisogna mettere il mercato. Però il problema, oltre a questo, è la fuga, come diceva prima Avrusio, la fuga per stress, per mancanza di motivazione, perché vieni pagato meno rispetto ad altre, o al privato oppure in altri stati, ed è questa un'altra, cioè, le 6 pediatri che si sono licenziate perché non ce la facevano più a fare i turni di notte, a gestire un reparto che è un reparto eccezionale, che è quello dell'area materna infantile di Campo San Piero, un punto di riferimento di tutta la regione dal punto di vista dell'ostetricia, della ginecologia, della pediatria, e quindi quando uno ha delle preoccupazioni, non sbaglio mica un conticino e quindi magari viene fuori una cifra inesatta e poi correggo il bilancio, sbagli nei confronti di un neonato, di una persona, cioè c'è una preoccupazione enorme da questo punto di vista, ed è questo che non viene tenuto nella giusta considerazione in questo momento storico, perché c'è stato un inserimento di tanti medici all'inizio degli anni '80, no? E adesso c'è appunto il grande pensionamento di tutti quelli che sono stati inseriti, ed è adesso che bisogna trovare delle soluzioni tampone. Anch'io non penso che quella di pensionati sia una soluzione che regga, ecco, può reggere per una decina di casi, io però credo ecco, che se a un giovane soluzione si offre la pensione che prende mensilmente un pensionato più il valore del contratto libero professionale che prende il pensionato, noi non avremo problemi di occupazione giovanile, avremo la fila del Grande Fratello, perché il problema è la valorizzazione. A un giovane oggi perché dovrebbe venire a lavorare un anestesista in azienda ospedaliera di Padova, dove si vedono tutti i casi più complicati, dove è un alto rischio clinico dalla mattina alla sera, ma molto meglio fare l'anestesista a Trebaseleghe, dove non c'è ospedale, quindi non manco di rispetto a nessuno, dove la vita è molto più tranquilla, oppure andare a fare, per esempio, se si tratta di pediatra, il pediatra è libera scelta sul territorio, in cui, ripeto, c'è molto meno rischio clinico, e se ho il bambino complicato lo mando in ospedale. Cioè, il problema fondamentale non è solo il fatto che mancano i medici perché non c'è stata la programmazione, è la valorizzazione di un lavoro che o lo valorizzo, oppure questi io poi dopo ho le strutture ma non ho i medici. E la preparazione è ottima, perché ci sono stati che vengono qui in Veneto a prendersi gli infermieri, che prendersi i medici e portarseli direttamente anche qui. Ci sono altri stati dove per esempio la progressione di carriera è più veloce, e anche questo fa la differenza, no? Per un infermiere diventare caposala dopo 3 anni invece di aspettare 20 anni fa la differenza, sia in termini di remuneratività, ma anche in termini di economia. Io vi do uno scoop, posso darvi uno scoop? Sì, prego. Perché probabilmente le persone, quelli che ci ascoltano non lo sanno, ma gli addetti al lavoro lo sanno. Allora, se c'è un giovane che si specializza in medicina interna, specializzarsi in medicina interna vuol dire aver fatto 6 anni, se va bene, altrimenti anche 7 di medicina, e più 5 anni, quindi replica, no? In maniera specialistica la scuola di medicina. Ebbene, questa persona che è specialista in medicina interna non è ritenuta idonea per fare il medico di medicina generale, il medico di base. Non è ritenuto idoneo. Se io prendo il direttore del dipartimento di medicina che ha insegnato a tutti i medici come fare il medico e volesse fare domani il medico di medicina generale, non sarebbe ritenuto idoneo a fare il medico di medicina generale. Perché per fare il medico di medicina generale occorre una scuola di 3 anni che non fa l'università, che fanno i medici di medicina generale stessi, per poter poi dopo fare il medico. Ebbene, io questo lo trovo assurdo, ma perché continuano ancora a fare queste? Perché c'è questo blocco? Allora, la colpa di chi è? Di noi medici, della politica, del fatto di non prendere di non fare scelte coraggiose, perché i medici di medicina generale portano voti.
Un medico assiste 1000 pazienti, il medico ospedaliero cosa porta? Vede il paziente, non lo vede quotidianamente, non so se rendo l'idea. Fino a 1500 pazienti, e anche forse anche allora è un problema questo, anche diceva la lunghezza, ma come? Un giovane che ha fatto la specialità in medicina interna e non è ritenuto idoneo per fare il medico in medicina generale? Deve fare ulteriori 3 anni di una scuola voglio dire, va in pensione prima di aver finito. Ma sicuramente perché si protesta a Campo San Piero? Perché il centro traumatologico era previsto nel 2013 e non è stato sviluppato come si doveva svilupparlo, e quindi sono preoccupati che anche se le schede adesso dicono che arriverà il primario di chirurgia vascolare e quella di maxillofacciale, in realtà sia scritto sulla carta e che poi non si sviluppi, e questo. Poi è stata tirata via la psichiatria, è stata portata a Cittadella, poi la breast unit va a Cittadella e quindi la chirurgia senologica non è più a Campo San Piero. La chirurgia generale, quella degli hospital del Sarge, è stata diminuita nei posti letto. Allora viene visto una riduzione in alcuni reparti, e questo che doveva essere il fiore all'occhiello di Campo San Piero, il centro CTO, il centro traumatologico, che doveva essere all'inizio regionale, poi provinciale, poi non si capisce bene se è un CTZ, un centro traumatologico zonale oppure provinciale, in realtà non parte, non viene sviluppato. C'è una buonissima ortopedia, ma se diciamo che si fa il CTO, che venga fatto il CTO, che non venga portato via altri reparti, perché voi avete il CTO e avete più apicalità. Sì, ma se in realtà questo CTO rimane sulla carta, è chiaro che tutto il Campo San Piero si ribella di fronte a questa situazione. E questo è un aspetto, diciamo, importante delle schede ospedaliere, che tante volte annunciano, programmano e poi le cose non vengono fatte. Facciamo un attimo una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo subito in studio, parleremo anche di turismo sanitario e sicuramente anche della sanità a Padova, e quindi Sant'Antonio e quant'altro. A tra poco.